Gli appuntamenti di mercoledì 29 aprile. Nel Palazzo Costa Zenogli in via Doria Chiavari è allestita la mostra Cromatismi interiori, un viaggio attraverso le sfumature emotive di Gabriella Arduini dalle 11.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 18.30, è l'ultimo giorno di apertura. La mostra degli dipinti di Santiago Cogorno, intitolata Eros, è allestita nella quadreria della Società Economica di via della Schiria Chiavari, si può visitare dalle 16 alle 19. La mostra diffusa Uno sguardo su Donnando attraverso gli occhi di chi lo ha conosciuto è visitabile dalle 16 alle 18 a Chiavari. Si può trovare nella chiesa di Rupienaro, nella società di mutuo soccorso, al teatro di Casa Caritas e alla società economica. Per i corsi di cultura di Chiavari alle 16.15 in sala livellata di via del Pino il professor Gianluca Lizza racconta l'arte ligure del Novecento nella lezione La natura morta nella pittura ligure, frutta, fiori e oggetti che raccontano. Per il 21° corso di cultura genovese dell'Associazione Culturale Castello in programma la conferenza di Antonella Riccardi La storia della Liguria dentro una goccia d'olio alle 16.30 nell'auditorium della Filarmonica di Chiavari in Largo Pessagno. Nella biblioteca Serbandini Bini Lavagna c'è l'incontro I sacerdoti nella Resistenza, previsto un intervento di Don Jacopo De Vecchi su Don Bobbio e i sacerdoti liguri della Resistenza, l'inizio alle 17.30. Neri Marcorè e Giorgio Gaglione tornano sul sentiero del teatro canzone con un omaggio a Giorgio Gaber e Sandro Luporini dal titolo Gaber mi fa male il mondo. Lo spettacolo è in scena al Teatro Chiesa alle 20.30. Per la rassegna Cinema al Circolo all'Arci Orchidea di Santa Margherita Ligure c'è il film Merci Patron di François Ruffin, inizio alle 21. La 17ª edizione di Mondovisioni, documentari internazionale, arriva al Cinema Sivori di Genova alle 21 in programma The Life That Remains di Dora Zaruk in anteprima italiana.